Buongiorno a tutti, vediamo oggi una partita giocata da Abdusattorov, un 2724 contro Rabiega, un 2468 nel campionato del mondo Rapid a squadre, ed è una partita dove vedremo uno dei sacrifici di cavallo più inaspettati. Vediamo la partita. Allora, qua è stata giocata D4, D5, cavallo F3, cavallo F6, alfiere G5, un'apertura irregolare che non dovrebbe porre molti problemi al nero se sa cosa fare. Il nero ha giocato cavallo E4, alfiere H4, e a questo punto C5, E3. Ecco, il nero qua ha giocato cavallo C6. Il sistema del bianco non è granché secondo me, perché ha speso due tempi per mettere l'alfiere in H4, il cavallo in E4 non è male. Ecco, l'unica cosa è che cavallo C6 non è la mossa migliore. La mossa migliore è stata giocata da ex campioni del mondo dal calibro di Kramnik e Anand, è donna B6. Donna B6 sarebbe stato appunto una mossa migliore, dove il nero almeno la parità secondo me sta anche un pochino meglio. Questa è la mossa che consiglio a chi vuole approfondire questa variante per il nero. In partita è stata giocata cavallo C6, cavallo D2, C per D4, e qua il bianco ha catturato in E4 e poi ha giocato cavallo per D4. A questo punto il bianco secondo me è una buona posizione in caso di cavallo per D4 e per D4 il nero ha i pedoni doppiati. Ciò significa che il nero perderebbe un eventuale finale di pedoni se si cambiassero tutti i pezzi. Il bianco sta meglio perché con i pedoni D e C può avere un miglior controllo del centro. Il nero ha giocato donna B6, il bianco ha giocato alfiere B5 sviluppandosi, alfiere D7 e alfiere G3 ha giocato il bianco. Ecco, a questo punto il nero avrebbe dovuto giocare assolutamente E5 per far prendere al bianco una decisione, perché l'idea è che si attacca il cavallo e il cavallo difende l'alfiere, no? Se il cavallo si sposta l'alfiere sarebbe attaccato, e questa posizione sarebbe molto complessa, perché su alfiere per C6, B per C6 è vero che il bianco potrebbe prendere in E5 per eliminare l'attacco del cavallo, ma il nero avrebbe non donna per B2 ma donna A5, attacco doppio. Probabilmente l'idea tattica che era sfuggita al nero, e se il cavallo si sposta e il nero gioca F6 si consolida e dovrebbe stare bene il nero, perché pur avendo i pedoni doppiati ha la coppia degli alfieri, no? La coppia degli alfieri che vale più o meno mezzo pedone in più, e mezzo pedone è mezzo pedone. La coppia degli alfieri è più importante, è più forte dell'alfiere il cavallo. Il nero qua sta un po' meglio, anche perché l'alfiere in G3 non è particolarmente attivo. Però qua il nero ha sbagliato, ha giocato E6. Ecco, il bianco si è arroccato perché E6 non impone al bianco un gioco forzante. Ecco, e qua il nero avrebbe dovuto provare a svilupparsi in fretta con alfiere E7. Il nero ha giocato A6, che non è granché, il bianco prende, e ora il nero non gioca B per C6 perché vuole catturare perché dopo B per C6 probabilmente pensava che il suo alfiere sarebbe stato un po' passivo, cosa che è vero, però era il male minore. Dopo alfiere per C6, ecco, raggiungiamo questa posizione dove Abdusattorov gioca un'idea geniale, un sacrificio davvero spaventoso che demolisce le difese del nero. Cosa gioca il bianco in questa posizione? Ok, il bianco si è già sviluppato, ha già arroccato, già il re al sicuro. Al nero mancano due mosse per poter svilupparsi. Il nero basta giocare alfiere 7 al rocco corto, ma qua il bianco gioca due punti esclamativi, cavallo per E6. Cavallo per E6, si dà un cavallo per un pedone, un 2700? Ebbene sì, e che cavallo per E6 è una mossa spaventosa. Difatti il nero non ha accettato tale cavallo e poi ha abbandonato la mossa dopo. Il nero ha giocato torre C8 rifiutando il cavallo, e qua il bianco avrebbe potuto giocare anche cavallo per F8 con pedone in più, posizione superiore. Il bianco ha giocato donna G4, che va benissimo, l'idea è che si crea un attacco a raggi X contro questa torre. Si minaccia per esempio di prendere in G7. Ora il nero ha abbandonato perché su F per E6, alfiere per E6 vince, no? Perché si attacca il re, la torre, su alfiere E7 cade la torre, il bianco ha la qualità in più e pedoni in più. Su re D8
torre di 1 ottiene un vantaggio decisivo, il re non può mantenersi vicino alla torre, anzi il bianco darà matto in poche mosse, alfiere di 5, torre per d5, il nero deve dare tutto il materiale, deve dare la donna, e poi di nuovo c'è questo attacco doppio che poi in realtà sfocia in un matto, dopo torre di 1 o dopo re f8, qua si possono prendere entrambe le torri, oppure si può giocare alfiere di 6 che pone fine alle sofferenze del nero, alla lunga agonia. Quindi qua, in questa posizione, donna g4 fortissima, il nero ha abbandonato, e altre mosse, se non avesse giocato alfiere di 7, il bianco avrebbe preso, il bianco aveva già preso il pedone in e6 con il sacrificio, il bianco prende in g7, dopo alfiere per g7, donna per g7, il bianco ha 2 pedoni in più all'attacco, partita completamente vinta. Gli alfieri di colore contrario, innanzitutto, in un mediogioco facilitano anche il giocatore che ha l'iniziativa. Il bianco, oltre ad avere 2 pedoni in più anche l'iniziativa, è molto probabile che vinca per attacco dopo torre f8, non so, torre di 1, quindi anche di alfiere di 6. Il bianco vincerà presto. Ecco, resta da vedere, dopo cavallo per e6, cosa succede se il nero avesse accettato il pezzo. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Ecco, se il nero avesse accettato il pezzo, dopo f per e6 il bianco avrebbe vinto. Come? Con donna h5. Donna h5 è una mossa devastante, è una mossa letteralmente distruttiva che pone fine appunto alle difese del nero. Il punto è che se nero giocasse g6, segue semplicemente donna e5, si attacca e6, ma soprattutto si attacca la torre del nero. Se la torre del nero cade, il bianco ha sacrificato un pezzo per un pedone, se prende la torre avrà qualità e pedoni in più con vantaggio materiale decisivo. Se nero prova a salvare la torre spostando, la donna per e6 vince, perché comunque è un attacco doppio. Anche dopo alfiere 7, dopo altre mosse, cade la torre, con vantaggio decisivo del bianco. Quindi, cosa può fare il nero in questa posizione? Anche le opzioni del nero, le mosse del nero non sono poi tante in realtà. Per esempio, proviamo a vedere, se nero prova a scappare con il re nell'ala di donna, minimo potrebbe seguire donna f7. Il punto è che ora, se il nero continua a scappare con re c8, donna per e6 vince, perché? Perché alfiere di 7, per parare lo scacco, si imbatte in donna per b6, guadagnando la donna e avendo anche un attacco da matto. Su re di 8, torre di 1, crea ancora un attacco da matto. Il re nero è KO. Una brillantissima partita d'attacco. E se nero parasse lo scacco con alfiere 7, diciamo che torre di 1 rinnoverebbe le minacce con vantaggio decisivo. Qua vince donna per e7, così come donna per e6, alfiere di 7 e donna per b6 con vantaggio di materiale e attacco decisivo. Quindi il nero dovrebbe andare in e7, il bianco a questo punto può continuare con torre di 1. La minaccia principale può essere anche alfiere di 6, no? Continuando l'attacco. L'entrata in d6 è qua. A questo punto la posizione è davvero estremamente difficile. Anzi, chiedo scusa, a parte alfiere di 6, una minaccia fortissima è anche alfiere h4, una minaccia devastante, perché il re è tagliato fuori sulla colonna. Per esempio, se nero gioca una mossa qualsiasi, torre c8, alfiere h4 porta praticamente al matto, no? Game over. Su g5 alfiere per g5. Se nero gioca h6, donna g6 vince, no? E poi alfiere h4, è finita. L'alfiere non esce. Davvero il nero è KO. Bellissima, no? Geniale questa cosa. Quindi il nero potrebbe provare torre g8. L'idea è di rispondere ad alfiere h4 con g5. Ora col pedone in h7 non possiamo bloccare il pedone g con donna g6 perché ce lo mangiano. Qua ci sono due continuazioni vincenti. Una è dare scacco con l'alfiere in d6 che porta a grandissime complicazioni, ma la mia idea preferita è f3, due punti esclamativi. L'idea di f3 è l'apertura della colonna f, così che la torre in f1, l'ultimo attaccante, entra in gioco. Davvero spettacolare. Il punto è che ora vediamo cosa succede, per esempio, se nero prende in f3, ora diamo scacco in d6. Il punto è che se nero va sulla colonna d perde, perché a parte che possiamo prendere in f8, possiamo anche dare
una scoperta e guadagniamo la donna e vinciamo la partita. Se nero gioca re F6, a questo punto torre per F3, 2 punti esclamativo, la torre entra in gioco anche sacrificandosi, e poi ci sarà un attacco da matto, alfiere per F3, donna per F3, re G6, donna E4, continuando la persecuzione contro il re nero. Ora re F6 si imbatte nel matto con torre F1, game over. Re H6 perde anche per donna per E6, e a questo punto la posizione del nero è senza speranza. Su G6 segue alfiere F4 e si vince. Scoperta. La donna cade. Attacco di scoperta con scacco. Quindi a questo punto, dopo donna per E6, il nero potrebbe giocare, non so, re G5, ma perde sempre. Il bianco vince da matto, guadagna la donna. Anche dopo re H5 si può giocare G4 e si porta il re in H4 e poi alfiere G3 con attacco di scoperta con scacco. Quindi qua F3 vince in tutte le varianti. Il nero ha giocato G6 e a questo punto donna E5 ha giocato il bianco, donna per E3 e a questo punto, no, chiedo scusa, G6 era una possibilità che poteva provare a resistere un po' di più, perché per F3 apre la colonna e aprendo la colonna abbiamo visto che il bianco vince con questa combinazione. Quindi appunto G6, un'altra possibilità è che qui donna E5 è fortissima, la donna si centralizza, a volte vuole andare in D6, a volte si vuole giocare alfiere H4 e l'attacco è davvero devastante, è letteralmente terribile e non si sa bene come il nero possa salvarsi qui. Davvero la posizione nera è quasi senza speranza. Una delle idee, per esempio, di F3 è sempre che, per esempio, se il nero giocasse, non so, alfiere G7, noi diamo scacco, portiamo il re nero sulla colonna F e a questo punto F per E4 vince. Game over. Se il nero catturasse in E3, alfiere F2, qua, come dicevo prima, l'alfiere entra in gioco con conseguenze devastanti. Re F7 e di nuovo F per E4, prendo la colonna con attacco decisivo. Il re può solo andare in E8, dopodiché donna per E6 vince. Alfiere E7, ora non catturiamo neanche la torre, abbiamo subito matto. Tutti i pezzi del bianco partecipano nell'attacco. Le due torri, l'alfiere, la donna, il re nero e KO. Non ci sono difensori validi. Se il nero avesse giocato alfiere B5 per attaccare la torre in F1, il bianco se ne infischia, gioca alfiere H4. Il nero non ha caselle per il re perché la colonna D è controllata dal bianco. A questo punto il nero può provare G5, ma il bianco vince con donna per H7. A questo punto torre G7 è un contrattacco fittizio perché segue alfiere per G5 e la torre è inchiodata lungo la traversa, quindi non può catturare l'alfiere. Dopo re 8 il bianco vince con donna H5. Ora l'unico modo per difendersi è parare lo scacco con la torre. E dopo torre F7, ecco qua c'è una mossa che mi strapiace. Il bianco potrebbe vincere salvando la torre con torre F2 con minaccia F per E4 con attacco alla lunga imparabile, ma a me piace molto di più 2 punti esclamativi torre D7, una mossa fantastica. Il punto è che su re per D7 si vince con donna per F7, l'attacco continua, l'attacco decisivo. E che su, per esempio, su re C8 cade F8, poi cade anche la torre, il bianco vince, guadagna più materiale, il bianco vince la partita. Il nero proprio non ha difese possibili. Penso che anche re E8 potrebbe essere un tentativo, ma il bianco vince comunque anche contro re E8. Come potrebbe vincere il bianco in questo caso? Per esempio, il bianco potrebbe vincere prendendo in E6. E prendendo in E6 qua, anche qui il bianco sviluppa un'iniziativa decisiva. Il nero purtroppo per lui non ha modo di salvarsi. Su alfiere D6 ci sono tante continuazioni, ma anche torre D1 e tutti i pezzi del bianco entrano in gioco. Si attacca l'alfiere, non ci sono difese valide. Non si può nemmeno giocare torre D8 per alfiere per D8. Il bianco alla lunga vincerà la partita. Non ci sono proprio modi per salvarsi. Attacco decisivo.
brillante, no, questa cosa. E se il nero fosse tornato in E8, il bianco vincerebbe, sgomberando la colonna F, F per E4. Se nero cattura l'alfiere, diamo matto, con donna F7, bellissimo. Se nero cattura la torre in F1, l'alfiere smette di controllare la casella in D7, diamo matto, con donna D7. La torre e la donna collaborano. Qua vediamo il vantaggio di sviluppo in azione. Se nero desse scacco in E3, re H1, mantenendo le minacce inalterate. Donna F7, il bianco vince. Ancora una volta il nero potrebbe provare a portare la torre in difesa, ma segue torre H5. Ora su torre F7 la colonna F è già aperta, quindi prendiamo la torre vincendo. Su re 7, alfiere F2 vinciamo. L'alfiere va via qua, alfiere per E3, alfiere per H5, alfiere C5, scacco matto. Dopo re E8, torre per F8. Il nero ha resistito un'altra mossa, ma alla fine ha perso. Un attacco, abbiamo visto varianti d'attacco incredibili, e qua, se appunto torniamo alla posizione critica della partita, questa era la posizione critica dove il nero voleva svilupparsi questo sacrificio. Cavallo per E6, secondo me un fulmine piovuto a ciel sereno è appunto uno dei sacrifici di cavallo più inaspettati di sempre.